microfono. Il film è veramente un film splendido, che è di grande impatto emotivo, e di cui ci parla adesso Enrico. Ricordo solo che anche per quanto riguarda... Dialoghiamo. Dialoghiamo. Lasciami dire prima una cosa così che mi viene spontanea un po' dal cuore, avendo rivisto stasera alcune cose che appartengono al lavoro dei miei colleghi. Io sono veramente orgoglioso di vivere questo momento storico nel quale tutti insieme, no, andiamo in questa direzione così creativa, rivedendo i lavori di Paolo, vedendo anche queste cose che ho visto, ho avuto la fortuna anche di vedere anche altre cose che Marco, insomma, noi due c'è sempre, anche con Paolo ci scambiamo, c'è questo dialogo, no? Però è veramente, dico solo questo, sono molto orgoglioso di far parte, insomma, in qualche modo, non so se spero, comunque di questo gruppo di persone che usano il cinema per raccontare storie e provare a raccontare un'immagine della Sardegna che in qualche modo, no, è anche un po' inedita, se vogliamo. Assolutamente. Tra l'altro ricordo che più volte tu hai fatto parte della commissione Avvisa e che quello è un osservatorio privilegiato, no? Sì, il film sulla Cabadora l'avevamo, giusto, esatto, era nella giuria. Esatto. E purtroppo l'ha scritto dopo il mio film, se no gli avrei rubato un sacco di cose. Vabbè. Ormai era già andato. No, perché era molto visionario, no? Beh, d'altronde ce l'hai questo tratto. Raccontare per esempio il calcio nel cinema. Vabbè, fammi dire, siamo qua, c'è un momento di festa, no? Giusto? È una festa, esatto, è una quindi festa, celebriamo. Bravo. Va intesa in questo senso. No, volevo dire, tu sai che io sono un grande appassionato di calcio anche per motivi così familiari, paterni, però raccontare il calcio nel cinema è praticamente, cioè in genere, è un fallimento, no? Vedi queste cose... Cioè, sei riuscito a fare una specie di magia, perché riuscire a raccontare veramente uno sport che è, dal punto di vista proprio cinematografico, è impossibile. Ci sono tanti sport che invece sono molto più cinematografici, però facendolo diventare poi, no, una sorta di viaggio così, nel delirio di un mondo che è splendido, che preme verso quella rete, no? Cioè vuole uscire da lì, da questo confine. Piccola recensione, finito. Bene, adesso parliamo effettivamente del tuo lavoro e parliamo di questo ultimo lavoro, cioè dell'Ombra del fuoco, che tu hai iniziato lo scorso anno. Sì. Dunque, intanto una cosa importante, cioè hai detto una parola, hai detto è iniziato, cioè, allora, in realtà io quando sono andato il 25 il 26, quindi era un giorno dopo l'incendio, sinceramente non avevo idea di che cosa avrei trovato, e questo documentario è nato in qualche modo un po' casualmente, cioè nel senso che ero col professor Bacchetta, che è era, adesso non è più, il direttore dell'Orto Botanico Cagliaritano, e l'idea era quella un po' di fare la notizia dell'incendio a Cagliari era arrivata così un po', sì, un po' sfumata, non era una notizia, cioè, sono stati tanti incendi in Sardegna, no? E quindi è in città, diciamocelo sinceramente, si vive un po' in maniera, sì, è sempre una notizia che a me personalmente, perché questo lo devo dire, ho una passione enorme per la natura, per gli alberi, mi arrampico sugli alberi per cercare di salvarli, insomma ho fatto un po' di tutto la vita a volte. Però veramente, ero col professore quando è arrivata la telefonata di Piera Perria, che è un'antropologa, professoressa antropologa di Cuglieri, che chiama il professore e dice: qui è successo un disastro, una catastrofe, l'albero millenario è completamente distrutto.
è bruciato, cioè non c'è più niente. Insomma, ero lì e è venuto proprio spontaneo, cioè dire, l'ho sentito come un atto di militanza, no? In qualche modo, vista proprio questa passione per i temi ambientali, per la natura. E siamo partiti il giorno dopo. Siamo partiti con una troupe proprio di ragazzi giovanissimi, poi dopo si sono aggiunti Francesca, Salvatore, insomma, che sono venuti a lavorare con noi, ma in una seconda fase. Adesso racconto un po' tutto. Siamo arrivati lì e mi sembrava di essere in una città dove gli uomini sembravano fantasmi che giravano per strada con questa espressione, capito, persa. Era come se avessero smarrito improvvisamente qualcosa, tanto il danno si è capito subito che era di due livelli. Il primo economico, perché l'economia di Cugliari ruota intorno all'olio, alla produzione di olio. Uliveti impiantati agli spagnoli nel 1500, quindi cioè, un valore non solamente ambientale, ma anche storico ed economico e culturale enorme. Dall'altra parte la perdita di qualcosa che invece appartiene poi all'uomo proprio soggettivamente, cioè la memoria. Sono luoghi che queste persone hanno attraversato, perché poi oltre agli oliveti, poi spostandosi sempre più in alto, scopri che anche i boschi erano bruciati in uno degli incendi più... È una combinazione, questo incendio è una combinazione di elementi che messi tutti insieme hanno prodotto qualcosa che probabilmente io mi auguro, spero, è irripetibile. Velocità del vento, temperature, elementi, tutta una serie di elementi, venti ascensionali, cioè un movimento perfetto, cioè come dire, la famosa tempesta perfetta. Per cui è un incendio che ha prodotto comunque un effetto devastante. Quindi vedo questa città e comincio a entrare in relazione con le persone. E ovviamente cosa fai arrivando con una troupe di giovanissimi ragazzi, insomma, con cui... e ho cominciato a fare delle interviste. Però ve lo dico, tornando a Cagliari, nell'automobile, il primo pensiero che ho avuto è detto, ma che è sta roba? Cosa sto facendo? Vado lì, faccio delle interviste e mi sembrava che mi sono sentito come una specie di ladro di emozioni che peraltro in quel momento non mi appartenevano neanche, capito? Perché io, pur avendo avuto una lunga frequentazione cuglieritana, perché ho degli amici che Cristina Sannapassino, che tra l'altro è una giornalista della RAI, ho frequentato casa sua per anni, è un posto bellissimo, meraviglioso, che poi è un paese che scende verso il mare, però non era, appartiene molto di più a Paolo che è cresciuto lì, a casa lì vicino, cioè, quindi io l'ho vissuto come qualcosa, come un cittadino che arriva in un posto, quindi mi sono sentito come un ladro che si portava via delle cose e in quel momento, la notte poi, perché io ormai non dormo più di notte, stanotte mi sono svegliato alle 4, vabbè, comunque. La notte ho cominciato a riflettere su cosa non volevo fare, che secondo me è vero, questo i colleghi confermeranno, è molto più importante sapere cosa non devi fare rispetto a quello che devi fare. A volte la tendenza di chi fa cinema è di fare troppo, di esagerare, che è quello che succede a volte quando ti poni di fronte a temi identitari e vuoi mostrare troppo amore, questo amore corrompe, non so come dire, capito? Anche l'immaginario rischia di essere come dire, minacciato da troppa passione, ok? E quindi sapere cosa non devi fare e partire da questo punto è stata la cosa più importante. Da quel momento sono tornato diverse volte. La cosa più incredibile è che
in mezzo a quella devastazione, dal primo giorno ho sentito la forza della natura. Sapete attraverso che cosa l'ho sentita? La capacità della natura immediata che le cicale cantavano. Si sentono, vabbè, Sì. quando tu sei arrivata molto tardi, ma le cicale cantavano. È un canto, no? Quello delle cicale. E comunque, io mi sono chiesto, ma com'è possibile? Sembra che non ci sia più vita, non ci sia più niente. L'ulivo millenario era come posso dare la sensazione? L'avete visto sicuramente? Forse vediamo qualcosa anche, vero? Sì. Abbiamo tre... Comunque, era come se un corpo che improvvisamente non rimane più niente, e le braccia vanno da una parte, gambe dall'altra, la testa da una parte, non c'era più niente praticamente. Un piccolo, una specie di moncone centrale. E insomma è stata un'esperienza, ovviamente puoi immaginarlo, umana molto, molto forte. Da quel momento ho capito una cosa fondamentale, che questo documentario non poteva essere un documentario di tipo televisivo, come dire, comunque giornalistico, ok? Quindi nel quale tu raccogli delle... Perché poi, che cosa vuoi che ti dicano? Tutte le persone che erano lì dicevano, è stata una cosa terribile, abbiamo sofferto... Cioè, io ho decine di interviste dove tutti più o meno mi dicono le stesse cose, il giorno allora il fuoco è arrivato... Quindi dovevo capire come approcciare questa materia nel modo che diventasse una riflessione, a me piace dire, di tipo quasi metafisico, sul rapporto dell'uomo con la natura. Quindi ho girato moltissimo, abbiamo espanso il tempo, abbiamo dilatato il tempo. Questo l'abbiamo potuto fare grazie a voi anche, perché a un certo punto ovviamente portare delle persone, muoversi, andare, eccetera, è costoso. Certo. Quindi, anche se poi il budget del film non è ok, però voglio dire, il poter fare quello che desideravo, cioè stare un anno, quindi se ci fosse un sottotitolo del film sarebbe Le stagioni del fuoco. Queste stagioni le ho scoperte poi mentre facevo il documentario e sentivo che era fondamentale entrare in una sorta, e qui forse il tratto più antropologico se vogliamo, no? Però è un'antropologia forse anche un po', c'è sempre un elemento un po' visionario in quello che cerco di fare, perché non mi piacciono le cose semplici, ma mi piace sempre, come ha fatto quella riflessione sul calcio, come insomma anche Marco sta affrontando l'Odissea, no? Cioè c'è sempre uno sguardo che è altro, è diverso, e quindi anche qui c'era bisogno di porsi rispetto a questa materia. Quindi sentivo che era importantissimo entrare in una relazione umana che poi è diventata anche sentimentale col luogo, c'era già, ma poi soprattutto con le persone. Quindi l'aver incontrato per esempio il coro, cioè le persone, poi succede tutto che così, no? Che c'hai qualcuno che ti accompagna, ti fa conoscere le persone, scopri. Quindi, e ci sono state alcune scoperte fondamentali. Il professor Bacchetta è spesso venuto con noi, ci ha accompagnato, quindi rappresenta un po' l'aspetto razionale, no? del documentario, cioè avere informazioni anche di tipo non tecnico ma come dire, scientifico su che cosa è avvenuto, perché il fuoco si è sviluppato in questo modo, cosa accade nel momento in cui un albero viene bruciato, in qualche modo poi la natura ha una capacità anche di ripartire, era importante. Però era altrettanto importante, qui Francesca è arrivata e Salvatore sono arrivati nel momento in cui è venuto fuori il personaggio proprio, quando la prima cosa che ho pensato era di portare il coro in mezzo alla devastazione. L'idea di portare il coro di Cuglieri, come mi ha insegnato il professor Luzzu,
è un coro che ha una caratteristica fondamentale, giusto? Adesso non voglio dire scemenze, però dovresti dirlo tu. Comunque c'ha un elemento rispetto a quello di Santo Lussurgiu, che è un coro straordinario, però è un suono pieno, no? È tutto è quasi classico, come dire, è perfetto, cioè siamo vicini alla perfezione. Non è perfetto, è un po'... No, la parola selvaggio no. Cosa potrei usare, Marco? Aiutami, un aggettivo. Tu l'hai detto una volta. Sì, c'è qualcosa c'è qualcosa di un'umanità dolente. Io poi, da poco mi è capitato di presentare il film alla Fondazione Benetton, ma non il film, parlare di come ho realizzato il film. E ho detto che i cantori, alcuni dei cantori, soprattutto nei giorni della settimana santa, quando poi adesso lo vedremo quel pezzettino, sembrano usciti dal compianto del Cristo morto di Giotto nella cappella di Scrovegni. Cioè sono talmente compenetrati, cioè il canto è talmente compenetrato col corpo, col viso, che io l'ho sentito come una sorta di unità assoluta, no? Cioè come qualcosa che non si può più dividere. È l'uomo che si fa natura, l'uomo che vive il dolore per questa natura che si è smarrita, capito? Quindi ho cominciato a scrivere dei testi, però non so neanche dirvi come sono arrivati questi testi. Io non sono uno scrittore, mi piace scrivere, ok? Però non mi considero uno scrittore, però non so come mi sono arrivate come da un posto misterioso. E questi scritti sono nati ascoltando le persone, hai capito? Quel lavoro di ascolto ha prodotto questi testi vagamente metafisici. Dopodiché questi testi io li ho trasmessi a un gruppo di amici scrittori che io considero sono per me dei punti di riferimento sia affettivo, ma soprattutto per me sono degli straordinari scrittori, che sono Alessandro De Roma, Alberto Capitta, un giovane scrittore che ho scoperto abbastanza recentemente, ma che io veramente è uno scrittore potente, che si chiama Mauro Tetti, e poi un mio amico scrittore, ma collega mio di scuola, che è un teologo, ai quali ho chiesto: ragazzi, io vi mando quello che ho scritto, vorrei far parlare la natura, vorrei che la natura parlasse. Cioè, la cosa che ho pensato di più, vedendo i boschi bruciati, è che dentro quel bosco non è morto solo la memoria dell'uomo, o non c'è stata solo una perdita per gli esseri umani, ma dentro quei boschi sono morti insetti, animali, forme vegetali di ogni tipo, alberi, funghi. Le formiche le formiche sono bravissime, si sono salvate, e anche le cicale misteriosamente. Però tutto questo universo volevo che parlasse. Quindi è la chiave per uscire, per trovare, secondo me è fondamentale trovare una forma, però non andando verso il formalismo così puro, senza senso, ok? Ma una forma che fosse la forma del dolore, che prima di tutto sentivo io. Poi la seconda scoperta straordinaria, e qui riguarda i fotografi, è pieno di fotografi bravissimi qua, quindi loro capiranno quale fortuna ho avuto. Ho conosciuto una guardia forestale. Allora, intanto il cantore, diciamo, è un basso del coro, si chiama Giuseppe Bosco, è un nome che Secchi, è un nome che aveva il nonno, il padre, si tramandano questi nomi nei paesi, no? Giuseppe ha preso i nostri testi in italiano e li ha tradotti in un sardo strepitoso, cioè in italiano secondo me non avrebbero senso, ho capito? Cioè proprio hanno preso è la voce è la voce giusta, capito? Lo devo un po' anche a voi questo, ok? Comunque, faccio un incontro casuale, sempre attraverso il professore conosco Giovanni Secchi, è una guardia forestale, lavora sopra Santo Lussurgiu, come si chiama? Pabarile.
Quindi conosce, è cresciuto lì, conosce tutto, tutti i segreti di un posto che quando siamo arrivati io ho detto, ma com'è possibile? Cioè non c'era più niente. Sembrava un tessuto vi ricordate, no? L'abbiamo visto, di un intreccio di braccia che si levano verso il cielo, capito? Imploranti, l'abbiamo anche scritto. E lui ha una passione enorme per la fotografia. Quindi, però mi faceva vedere le sue cose e c'erano tutte le zoomate, poi le panoramiche, capito? Cioè incongrue. Però notavo che che aveva gusto per la scelta degli spazi fisici. Lui aveva la possibilità di essere dove noi non potevamo essere alle 6 del mattino all'alba, aveva la possibilità in questo luogo ormai cioè, attraversato spesso da questi vapori, no? Non c'era più il fuoco, ma ormai nel corso delle stagioni ci sono dei passaggi proprio di nuvole, insomma. Sì, lui ha fatto. Allora, abbiamo stabilito alcune regole fondamentali. Io ho detto: piazzi la camera sul cavalletto a una certa altezza e lascia un tempo, non avere fretta. Minimo 2 minuti, ma puoi anche andare oltre, 3, 4, senti, vedi cosa succede, è la natura che ci parla. E ha fatto delle cose mostruose, cioè pazzesche. Anche di questo prima clip è girata da lui, questa... E molte delle cose sono girate in modo... allora, non si capisce chi gira cosa, ok? Questa è la cosa interessante. Cioè, è spiazzante anche da un certo punto. C'è un direttore della fotografia ancora, insomma, molto acerbo, giovane, però ha 19 anni. Poi uno un po' più esperto, Daniele, col quale ho già fatto anche Maria Risi, che è uno molto raffinato, però giovane anche lui. E poi c'è un uomo che proprio ama la fotografia come se fosse qualcosa, e che sentivo che voleva, capito? Per cui lui in questo momento è l'uomo, come d'altronde sono anche io molto felice per aver fatto questa cosa che avrei preferito non fare, cioè nel senso che se non ci fosse stato l'incendio non l'avrei mai fatto, però... Ed il documentario è diventato una riflessione sul rapporto fra l'uomo e la natura. Cioè questo uomo che apparentemente è potente, no? Ha un cervello pensante, in realtà bisogna cominciare a discutere su questa qualità del pensiero umano, che smarrisce, è in grado in pochissimo tempo di devastare, no? Il pianeta, che poi la parte più fragile siamo noi, gli esseri umani, cioè noi rischiamo di scomparire, il pianeta ha una capacità enorme di resistere, di sopravvivere. Io non so come vogliamo procedere, scusatemi se sono stato anche un po' lungo. Adesso io direi che ci vediamo. Questi contributi e poi, però dimmi come vogliamo vederli, li vediamo singolarmente e poi ne parliamo oppure tutti e tre così ci facciamo un'idea? Magari sì, è più semplice, tutti e tre, sì. Farlo vedere tutto, insomma è meglio che rimanga un po' di desiderio. Anche perché noi speriamo di vederlo qui a Nuoro, tutto, al più presto. Volevo solo fare una considerazione che mi viene così adesso da dirti, e forse te ne avevo anche già parlato, che il film, pur avendo diversi registri, no? Prima anche tu hai detto, ci sono quegli aspetti scientifici che sono necessari per comprendere anche la portata di questo incendio. E però poi in realtà non si avverte mai questo, cioè c'è una grande partecipazione da parte di tutti. Ecco, in questo vabbè, è la parte della regia, ok? Ovviamente. Io ho chiesto al professore che ovviamente all'inizio parlava sempre in modo molto scientifico, molto giustamente anche, ovviamente. Gli ho chiesto di provare a cercare dentro di sé la parte emotiva. Lasciamo perdere per un attimo la spiegazione troppo scientifica
e cerca di raccontarmi invece qual è attraverso la scienza, qual è la tua emozione. E infatti, ma poi riesce a fornire quelle indicazioni necessarie, no? Ma lo fa in un modo appunto non asettico, non da cattedratico, diciamo. No, Ecco. assolutamente. Però un po' tutti sono stati accompagnati, diciamo, vi racconto solo un'immagine di Francesca Maccioni che ha fatto, è la fonica, un campo, lo vedremo forse, un campo di fiori, io volevo un campo lungo del coro, si vedono i coristi così, e lei è in mezzo, col microfono, nascosta in mezzo ai fiori, e era la prima volta che facevi un'esperienza e il suono del documentario, e soprattutto la parte che ha curato lei, è veramente... Insomma, io sono... anche Salvatore ha fatto il microfonista, insomma, hanno lasciato un'impronta, il talento di questi giovani che comunque, grazie anche al professor Floris, vengono buttati nell'olio bollente, no? Come diceva Salvatore Medeu, cioè perché facciano subito, si confrontino subito con le difficoltà che ci sono nel fare cinema, ma poi diventano un patrimonio enorme questi ragazzi, perché adesso sta lavorando lei anche poi, sicuramente non è l'ultima cosa che facciamo insieme. Quindi questo... Lo so bene, tra l'altro sono tutti ragazzi che seguono il laboratorio di etnografia visiva, quindi ho avuto modo di conoscerli meglio proprio questa. Poi dirò un'altra cosa, dopo dirò un'ultima cosa a cui invece tengo particolarmente. Va bene, allora direi di vedere tutti e tre i contributi di seguito, grazie.